buonasera e ben ritrovati, bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione. Questa è la quinta edizione, ma noi siamo già alla seconda giornata e per la precisione al terzo appuntamento del giorno. Ovviamente, essendo questa la giornata dedicata alla violenza contro le donne, la giornata internazionale, continuiamo su questo tema facendo ancora un iperfocus su un argomento molto importante e lo facciamo con la nostra ospite che è qui seduta con me, la professoressa Angela Maria Toffanin. Buonasera. Buonasera. Un saluto a tutti voi che ci seguite anche attraverso i nostri canali social, grazie per l'affetto, grazie per la condivisione anche dei vostri pensieri attraverso il collegamento con WhatsApp, riuscite anche ad essere presenti come il nostro pubblico presente qui presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado Lorenzo da Ponte che ci ospita, quindi vorrei anche ringraziare e salutare la dirigente, la professoressa Rachele Ciccarelli e poi dobbiamo salutare e ringraziare l'assessore alle politiche scolastiche e alla cultura Enrico Padoan che è qui con noi per il suo speciale benvenuto. Buonasera, grazie mille Stefania, grazie a tutti e tutte, i presenti, a chi ci segue, a chi ci seguirà, grazie alla registrazione di questi interventi e un caloroso benvenuto ad Angela Maria Toffanin, sociologa presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. E 25 novembre è la giornata dedicata, diciamo così, all'eradicazione della violenza all'eliminazione della violenza contro le donne. E oggi guardavo i social, ho appreso, non lo sapevo, che Gino Cecchettin è stato nominato per un giorno in maniera simbolica direttore della Stampa. E diciamo così il commento che andava per la maggiore è: non mi fido di uno che non ha saputo proteggere sua figlia. E io credo che questo sveli come da un lato il femminicidio, il fenomeno dei femminicidi è la punta dell'iceberg, non perché sia relativamente poco grave, ovviamente non è questo il punto è che questi sono fenomeni appunto che sotto l'acqua covano davvero un mare di pensieri, un mare di valori o di svalori, un mare di come dire, approcci alla società che devono essere combattuti. E io credo che l'intervento di questa sera aiuti soprattutto a riconoscere questi disvalori che vengono ovviamente da disuguaglianze che servono a riprodurre queste disuguaglianze. Serve riconoscerli, serve ragionare su come riconoscere queste situazioni, questi pensieri, queste pratiche che continuano a discriminare almeno la metà del genere umano. Pertanto credo davvero sia fondamentale riflettere su questi temi e credo personalmente che serva, come dire, un'azione che metta a nudo le maniere subdole e meno subdole con cui continuiamo a riprodurre queste situazioni. Mi piace sempre ricordare che la sociologia serve a decostruire la realtà. E che cosa vuol dire decostruire la realtà? Vuol dire smettere di pensare alla realtà come se fosse un qualche cosa di ineluttabile, come qualche cosa che esiste e così è, e invece imparare a riconoscere che siamo arrivati a questo punto perché veniamo da un passato e continuiamo a riprodurre queste situazioni attraverso i valori che dominano il presente. Serve insomma ad avere degli strumenti per capire meglio chi siamo e non dare per scontato nulla, e quindi anche per riconoscere le modalità attraverso cui cambiare questa realtà auspicabilmente in meglio. Pertanto davvero grazie ad Angela Maria Toffanin e niente, mi auguro che si apra poi anche un bel dibattito, delle belle e importanti reazioni da casa. Buona serata a tutti. Grazie Assessore. La vogliamo in prima fila, intanto facciamo vedere il QR code che potrete inquadrare per lasciare un vostro feedback e aiutarci a migliorare. Grazie anticipatamente. Sì, Assessore, si mette in prima fila perché so che poi i suoi interventi saranno preziosi e dinamici per un intervento strutturato e costruttivo.
Dicevamo, il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e quindi quale migliore occasione per parlare e fare prevenzione, ma non vogliamo che sia questo soltanto un giorno e quindi una ricorrenza da festeggiare o comunque da ricordare, vogliamo che questo sia un passo per riflettere, un passo per farci capire quanto sia importante parlarne, perché attraverso l'educazione si possono fare grandi passi, altrimenti rimaniamo fermi nell'impossibilità di agire e nell'impossibilità di cambiare. Quindi, detto questo, mi sembra ancora doveroso ringraziare da chi è promosso questo grande e importante festival dell'educazione, quindi ringraziamo l'azienda ULS 2 Marca Trevigiana e Conferenza dei Sindaci dell'ULS 2 con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, il Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, Centro Veneto Progetti Donna, CAV Vittorio Veneto, Fondazione Giacomo Matteotti e con il supporto dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio e l'ideazione grafica e il coordinamento è a cura di Palcom. Ringraziamo anche il comitato scientifico presieduto dal professor Cosimo Marco Scarcelli che ha introdotto la quinta edizione nella prima giornata di lunedì parlando di tecnologie, ma oltre al professor Scarcelli il comitato scientifico è anche composto da Graziano Cecchinato, Giovanna Miolli e Arianna Palmieri. Siamo giunti ancora ai saluti, ai convenevoli, perché sì, ho ringraziato tutti voi, ma volevo anche dirvi di seguire le nostre pagine social, di condividerne i contenuti e di utilizzare anche l'hashtag Educhiamoci25. Ecco, questo è un modo per far girare le informazioni, per far girare le notizie. Ecco, il web da questo punto di vista deve far veicolare informazioni giuste, informazioni che ci aiutano ad essere ogni giorno migliori. Ecco, a questo punto possiamo presentare la nostra graditissima ospite e vado con l'abstract della sua biografia. La professoressa Angela Maria Toffanin è ricercatrice al Consiglio Nazionale delle Ricerche, insegna sociologia della famiglia e le sue ricerche sono incentrate proprio sulla violenza di genere, approfondendo soprattutto l'esperienza delle donne e dando anche un'attenzione particolare a ciò che il territorio fa per aiutare le donne. Quindi, professoressa, io le cedo la parola e noi siamo in ascolto. Grazie a tutte e a tutti, a tutte le persone che sono qui, grazie per aver invitato me e io, come avrete capito, lavoro abbastanza e da abbastanza tempo su questo tema e quando inizio a parlarne vado avanti abbastanza. Ho preparato delle slide però mi verrebbe anche da dire, Stefania non è tanto contenta, ma se durante il mio discorso a voi venisse voglia di intervenire, commentare, criticare, io penso che un pochino possiamo anche permetterci di farlo. È un festival che parla di educazione, educhiamoci e il processo di imparare e scambiare conoscenze è anche un processo un pochino circolare, quindi anche se rompiamo un po' il protocollo penso che potrebbe anche funzionare. È previsto. Bene, sono contenta che sia previsto. Io ho pensato per parlare con voi di questo tema di partire da 3 parole chiave: conoscere, riconoscere e contrastare. Conoscere perché molto spesso quando parliamo di educazione noi iniziamo a pensare ai percorsi educativi che si fanno per e con le persone giovani, no? Però se avete voglia di leggere un vecchio libro di Laura Balbo che si chiama Imparare, sbagliare, vivere, lì scopriamo che il processo di apprendimento, l'imparare è un qualcosa di continuo. Noi impariamo continuamente nella nostra vita,
sbagliamo continuamente, spesso impariamo anche in condivisione assieme agli altri e, come diceva l'assessore prima, riproduciamo delle cose, ma anche possiamo cambiare. Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa, ragionare su qualcosa che facciamo abitualmente e magari provare anche a cambiare, no? Qualche comportamento, qualche pratica, qualche pensiero che fino a quel momento lì ci era sembrato corretto e poi magari a un certo punto scopriamo che invece non ci funziona più. Cos'è la violenza di genere? In questi giorni, in questa settimana ne abbiamo sentito parlare molto, come dicevano prima di me, è un impegno quello contro la violenza di genere, in particolare contro la violenza maschile contro le donne, che dovremmo avere tutti i giorni, no? E non soltanto intorno al 25 novembre. Vi ho messo qui una citazione da un documento dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 93 che ci racconta qualcosa a proposito di alcuni comportamenti che hanno a che fare con il danno, hanno effetti sul piano fisico, sul piano sessuale, su quello psicologico. Dal 93 a oggi questa definizione si è molto arricchita e all'interno della violenza psicologica abbiamo imparato a capire che c'è anche lo stalking, cioè la ripetizione di alcuni comportamenti, oppure c'è anche la violenza economica, che quest'anno mi sembra essere particolarmente nominata. Quello che trovate in queste citazioni sono alcuni estratti da delle interviste che io ormai ho fatto 15 anni fa con delle donne migranti con background migratorio in Italia e da queste citazioni scopriamo, alcune di queste donne avevano studiato molto, altre non avevano studiato affatto, ma quello che mi ha colpito facendo queste interviste è una cosa abbastanza ovvia. 15 anni fa queste donne avevano una consapevolezza molto precisa e molto consapevole di cos'è la violenza maschile contro le donne, la violenza di genere. E questa è una cosa che se noi ce lo chiediamo non abbiamo bisogno che qualcuno ce lo spieghi, perché sappiamo distinguere un comportamento violento, un comportamento che ci fa male. E qualche settimana fa ero a un evento come questo con Linda Laura Sabadini, che è una statistica molto famosa, è stata direttrice dell'Istat, è quella che per prima ha spinto l'Istat a fare le ricerche sulla violenza maschile contro le donne e raccontava un aneddoto che le sento dire ormai da tanto tempo e che racconta dei test pilota che hanno fatto in Istat prima della prima rilevazione del 2006. E lei dice, tutti gli altri dirigenti dell'Istat raccontavano che non sarebbe stato possibile fare questo tipo di ricerca in Italia, le donne non ne avrebbero parlato e invece il primo test dimostra che le donne ne parlano volentieri, cioè volentieri, non volentieri, ma non fanno fatica a parlarne quando trovano qualcuno che ha voglia di ascoltarle. Però, fa lei, i primi test non andavano nella direzione giusta, non riuscivamo a capire qual era il metodo per parlare con le donne di questo tema e ad esempio noi le chiedevamo loro: ti è mai capitato di essere spinta o di essere stata insultata? E le donne dicevano no, a me mai. Ma ci sembrava un pochino strano rispetto ai dati internazionali e a un certo punto abbiamo iniziato a chiedere: ti è mai capitato che tuo marito ti abbia spinto o che tuo marito ti abbia insultato? E due donne su 10 rispondevano di sì. Perché prima rispondevano di no e poi rispondevano di sì? Non era cambiato niente, no? Era la stessa donna a cui lo chiedevano. Prima, nella prima domanda, non si immaginavano che quella cosa fosse sbagliata o che quella cosa fosse dicibile. Si erano sposate e questo le
autorizzava i loro mariti a una serie di comportamenti di cui non valeva la pena di parlare, e questo accadeva tra il 99 e il 2006. Penso che quasi tutte le persone che sono in questa stanza fossero già nate, quindi non è una preistoria molto lontana. E quindi uno dei primi messaggi che vi voglio dare questa sera, di solito intorno al 25 novembre le campagne recitano donne denunciate, donne parlate della violenza, il problema della violenza maschile contro le donne è il sommerso. Io non credo che il problema della violenza maschile contro le donne in questo paese sia il sommerso, poi vi mostrerò dei dati che sostengono questa mia affermazione. La mia campagna per il 25 novembre sarebbe per noi, per la società, per le istituzioni, per i servizi, tutti, di imparare a riconoscere la violenza, a ascoltare, a credere alle donne e come dire, creare degli spazi perché noi ci sentiamo sicure di raccontare quello che ci capita spesso nelle nostre relazioni intime. Queste affermazioni mi vengono non solo da un mio posizionamento personale e politico, ma mi vengono prevalentemente dallo studio. Sono dei risultati che nel dibattito scientifico nazionale e internazionale iniziano a essere diffusi, discussi e raccontati più o meno 50 anni fa. Perché più o meno 50 anni fa, in Italia, in Europa e nel mondo, inizia a svilupparsi un nuovo discorso sulla violenza maschile contro le donne e la violenza di genere, o meglio, un discorso. Prima degli anni 70 la violenza maschile contro le donne non era riconosciuta, non era nominata, era qualcosa che capitava e nel corso degli anni 70, dentro e fuori le università, ma anche con i movimenti sociali di quel periodo, iniziamo a scoprire che la violenza maschile contro le donne è un problema pubblico, avviene all'interno delle case, ma non nasce dalla singola relazione tra quell'uomo e quella donna. È, come diceva l'assessore prima, un modo di relazionarsi che ha delle radici socioculturali e come è una questione socioculturale e pubblica è la società nel suo complesso a doversene far carico. Negli anni 70 i primi studi iniziano a scoprire anche che è una questione diffusa. Prima vi ho detto che Istat e i dati che hanno rilasciato venerdì confermano che è un'esperienza che nel nostro paese fa più o meno una donna su 3. Se ci contiamo qua dentro, la statistica non si fa così, ma probabilmente qualcuna di noi sa di cosa stiamo parlando per averlo vissuto in prima persona. È trasversale, interessa donne ricche, donne povere, donne che hanno studiato mai e donne che hanno studiato tutta la vita, donne di qualsiasi professione, di qualsiasi età, di qualsiasi background, che siano migranti o che non lo siano. Quello che cambia è gli strumenti, le risorse, i capitali sociali e economici che ognuna di noi ha per far fronte a quella situazione. È anche una questione strutturale e sistemica, cioè che è profondamente radicata nella società e nelle strutture, nelle diseguaglianze che attraversano la nostra società. Questi dati li avete visti molti in questi giorni, questi sono quelli del 2014, stiamo aspettando, Istat li ha rilasciati venerdì, quelli del 2025, ma in realtà sono dati molto parziali perché devono ancora finire di fare le interviste, ma che confermano quello che vedete qua. Li possiamo leggere? Li leggiamo. Il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni hanno avuto una esperienza legata alla violenza nel corso della loro vita. Le forme più gravi sono agite da partner e ex partner o comunque persone della loro cerchia amicale e familiare. Non ci sono differenze, dicono i dati, tra quanto esperiscono le italiane e le straniere, sempre a livello macro. Le persone
Le donne che si sono separate o divorziate sono più a rischio, e qua però cosa vuol dire più a rischio? Una dice, oddio, mi separo e quindi mi capita. No, Istat presenta i dati ma non ci dice qual è la correlazione, quindi noi non sappiamo se quelle donne separate o divorziate abbiano più possibilità di subire violenza nel corso della vita, o se si sono separate e divorziate perché vivevano in una relazione violenta. Chiaro. Questo è sempre la statistica, no? Bisogna sempre leggerli un pochino i dati. Forse tutte e due le cose messe insieme. Chi lo sa, bisognerebbe fare altri tipi di studio rispetto a quelli lì. Non ci sono tutte le generazioni, le classi sociali, i titoli di studio, le occupazioni, come ho detto prima, non esistono cause contingenti, né la gelosia o la separazione sono di nuovo una correlazione ma non una causalità. Su questo racconto sempre un aneddoto che viene sempre dal dibattito scientifico. Negli Stati Uniti un medico a un certo punto ha detto, di pronto soccorso, ha detto: io voglio capire qual è la causa scatenante della violenza maschile contro le donne, quindi d'ora in poi ogni volta che una donna arriva in un pronto soccorso noi le chiediamo perché il suo marito le ha fatto violenza. Ora, questa cosa adesso non è più fattibile così, perché è un po' colpevolizzante, no? Chiedere a una donna perché tuo marito ha fatto quello, vai a chiederglielo a lui, non è una domanda. Come dire, il presidente del centro antiviolenza è inorridita, e io lo so perché è inorridita, però era 10 anni fa e questo era un medico, non era un operatore di centro antiviolenza, e voleva rispondere a questa domanda. Quindi si mette in rete con tutti i pronto soccorso degli Stati Uniti, e sono numerosi, e iniziano a fare questa ricerca e contano: gelosia 1, uso di alcol 2, uso di sostanze stupefacenti 3, disoccupazione 4, la mia squadra di calcio ha perso 5, ho perso il lavoro 6, vanno avanti a 127 fattori scatenanti. Si capisce che quella domanda lì è sbagliata, perché se tu hai 127 fattori esplicativi vuol dire che non è lì che devi trovare la causa scatenante. Se tutto può essere causa di violenza vuol dire che c'è qualcosa che non va, stai facendo probabilmente la domanda sbagliata. E questo ci serve per arrivare a spiegare anche perché noi parliamo di violenza di genere quasi come sinonimo di violenza maschile contro le donne. Non è propriamente corretto, la violenza maschile contro le donne è un sottoinsieme della violenza di genere, ma usiamo l'espressione violenza di genere perché ci permette di rifarci a quella lettura della società che ci racconta che siamo diversi, e fra le varie differenze che abbiamo ci sono anche quelle associate ai ruoli e ai rapporti di genere che mettono in relazione i corpi a partire da come sono fatti. Oddio, qua ho schiacciato qualcosa che no, era giusto. L'ultimo punto che mette in luce Istat è quello che le forme più gravi, l'ho ripetuto perché è particolarmente rilevante, non arrivano da parte di sconosciuti. Vi dirò la buona notizia di questa sera. L'Italia è uno dei paesi più sicuri al mondo rispetto al rischio di subire un reato contro la persona. Cioè, se noi guardiamo i dati che ogni anno il Ministero dell'Interno rilascia rispetto alle aggressioni per strada o gli omicidi, scopriamo che quel dato lì per il livello per l'Italia è il più basso. Vuol dire che rispetto a tutti i paesi dell'Europa e quindi rispetto a tutti i paesi del mondo, perché l'Europa è un pochino il posto più sicuro, no? Rispetto a quello che ci succede quando camminiamo per strada, noi viviamo in una specie di paradiso rispetto agli altri paesi, nonostante quello che noi vediamo tutte le sere alla TV.
Ma il tasso fra un po' ve lo mostro, il tasso degli omicidi in Italia è veramente bassissimo. Questo non è, invece non si registra una analoga diminuzione rispetto alla violenza maschile contro le donne. Questo è vero in parte, nel senso che dati internazionali ci dicono che alcuni rischi legati alla violenza maschile contro le donne in Italia sono più bassi rispetto ad altri paesi europei. Il grosso problema che abbiamo è che non siamo in grado di produrre questo dato o un dato comparabile in maniera solida. La ricerca su questo deve migliorare moltissimo perché è un dato estremamente sensibile alla cultura e alla modalità di rilevazione del fenomeno. Queste che vedete qua invece sono delle citazioni di un'attività di ricerca che abbiamo fatto con i centri antiviolenza a livello nazionale, che mi serve per sostenere quello che vi ho detto prima. Istat ci dice che la violenza è trasversale, anche le operatrici dei centri antiviolenza, in particolare quelle nei centri urbani, fotografano questa cosa qua. Loro hanno ricevuto, lavorano con donne di tutti i tipi, o meglio, con donne che fotografano la composizione sociale del posto in cui è il centro antiviolenza. Se il centro antiviolenza è in una periferia di una metropoli, probabilmente avrà più utenza legata a quel contesto socioculturale. Ma come vedete ci sono diversi profili di donne. Chiunque può essere una donna vittima di violenza. Qui sono arrivate donne di tutti i tipi. Questa è un'intervista che abbiamo fatto nel 19-20, giusto prima del Covid. Prima vi ho detto che questo tema inizia a essere lavorato e studiato e affrontato dalle politiche pubbliche verso gli anni 70 del Novecento, e in questo grafichetto ho cercato di mostrarvi alcune delle denominazioni che sono state elaborate nel tempo per definire e denominare questo tipo di problema, che fotografano da un lato aspetti specifici del fenomeno o aspetti specifici delle relazioni e dall'alro lato quali sono le priorità anche dell'agenda pubblica in un determinato contesto. Marcelle Lagarde, che è una avvocata, ricercatrice e studiosa messicana, che è quella che ha inventato il termine femminicidio insieme a una collega statunitense, dice che se noi mettiamo insieme i comportamenti e gli ambiti relazionali in cui la violenza maschile contro le donne viene agita, abbiamo un'idea della pervasività del fenomeno. Vedete che ci sono diversi tipi di relazioni e prima della definizione dell'ONU abbiamo visto che ci sono diversi tipi di comportamento. Questo è il grafico di cui vi parlavo un attimo prima e che ci permette di dire che non siamo di fronte a un'emergenza. È per quello che iniziando questo intervento ho detto di questo tema potremo parlare tutti i giorni e non solo il 25 novembre, costringendo me, chi fa ricerca su questo, ma anche le operatrici dei centri antiviolenza a un'estenuante maratona di incontri, ma serve anche a rassicurare chi in qualche modo si sente bloccata o bloccato dal panico morale. Noi non possiamo dire se oggi c'è più o meno violenza rispetto a X anni fa. La prima rilevazione di Istat, vi ho detto prima, è del 2006. Questa risale invece? No, un attimo, adesso ci arrivo. Questo è un grafico sugli omicidi e i femminicidi in Italia. Dicevo, la prima rilevazione è del 2006, noi prima del 2006 non abbiamo una misurazione del fenomeno rispetto al contesto italiano. Qua invece abbiamo un grafico in cui vedete il numero medio per 100.000 abitanti degli omicidi
totali in Italia e quelli che hanno per vittima un uomo e quelli che hanno per vittima una donna. E secondo me questo grafico qua ancora ci dà un barlume di speranza rispetto alla possibilità che un cambiamento sia possibile, perché se voi guardate alla linea blu, cioè agli omicidi che hanno per vittima un uomo, noi vediamo che quella linea è in continuo calo a partire dal 92. Tra il 92 e il 93 finisce la guerra tra lo Stato e la mafia e quindi calano quel tipo di omicidi là, però dal 92 al 93 a oggi il numero degli omicidi che hanno per vittima un uomo in questo paese è in costante calo. Questo anche ad opera della formazione che hanno fatto le forze dell'ordine, che hanno fatto i servizi sociali, che hanno fatto tutti gli operatori e le operatrici degli enti pubblici e del privato sociale in questo paese, che sono riusciti effettivamente, lo misuriamo perché questo non succede in tutti i paesi europei, ma in Italia sì, è una cosa di cui potremmo cercare di essere orgogliosi, perché se diminuiscono gli omicidi vuol dire che insomma viviamo in un posto migliore rispetto agli anni 90. Il numero dei femminicidi invece, che è la lineetta verde, rimane drammaticamente costante e delle proiezioni che hanno fatto sia all'interno, e sono dati del Ministero dell'Interno, quindi non è un movimento, come dire, extraparlamentare che contesta il discorso sulla sicurezza, sono dati stessi elaborati e proposti dal Ministero dell'Interno. Invece la linea verde, che è quella che indica gli omicidi che hanno per vittima una donna, rimane costante e dicevo l'elaborazione e le letture che ne hanno fatto le persone che si occupano di dati, io li leggo ma sono di più una ricercatrice qualitativa, ci dicono che non è un numero così basso per cui non può scendere rispetto a questo dato qua. Altri paesi, come ad esempio la Spagna, che hanno avviato una serie di politiche antiviolenza negli anni 80 ma con maggior impulso negli anni 2000, stanno riuscendo ad abbassare anche la linea dei femminicidi, quindi volendo possiamo farcela anche noi. Perché se guardate questa è una roba di statistica di base, se guardate i numeri sulla destra, gli omicidi delle donne in questo momento in Italia sono il 35% del totale. Aumenta perché diminuisce il totale degli omicidi, no? Però, come dire, è un numero a cui, perché molto spesso, oltre a insultare Gino Cecchettin, la retorica dice: ma perché occuparsi ancora di femminicidi? Alla fine sono 80 l'anno, sono 100 l'anno. A parte il cinismo di questa frase, mi viene a dire perché possiamo arrivare a far sì che non siano neanche uno o che siano un numero molto, molto più basso. In questa slide abbiamo finito con i numeri. Avete delle domande, dei commenti? Sono stata abbastanza chiara? Vuoi fare tu della riflessione? Ti vedo lì un po' così. No, in realtà rispetto proprio a quanto accade nel mondo, no? Rapportando l'Italia con gli altri paesi, abbiamo visto la Spagna, ma anche rispetto, non lo so, al Regno Unito, rispetto alla Francia, rispetto anche ai paesi cuscinetto come la Svizzera, cosa succede? Cosa dicono i loro numeri rispetto ai nostri? Allora, tutti non li so. Rispetto ai femminicidi sono più o meno in linea, anzi l'Italia ha un numero di femminicidi leggermente più basso rispetto a tutti i paesi che hai nominato, tranne la Svizzera. Della Svizzera è un paese di cui non mi sono mai occupata, ma adesso... La incuriosisco. Sì, mi incuriosisce. Scusi, avevamo detto che ci davamo del lei, mi sono dimenticata. Sono fatta così. Usiamo i femminicidi perché lì è un numero, come dire, incontrovertibile, anche cinicamente. Rispetto invece
alle altre forme di violenza attualmente una comparazione non è possibile, perché gli stati stanno lavorando da 4-5 anni per arrivare a una modalità di rilevazione comune, ma non hanno ancora la forza e la possibilità di farlo. Una domanda che mi fanno spesso è il tasso di violenza maschile contro le donne nei paesi nordici, Svezia, Danimarca, Olanda, Finlandia. Olanda non è propriamente nordico, ma lo mettiamo lì lo stesso, è più alta rispetto alla questione a quelli in Italia, in Spagna, in Grecia. Come mai? I paesi freddi. Nei paesi in cui l'uguaglianza di genere è apparentemente più raggiunta, hanno un maggior tasso di occupazione femminile, hanno più servizi legati alla cura delle persone, tendenzialmente sono posti in cui il welfare funziona un pochettino di più, e quindi ci si aspetterebbe un tasso più basso. Questa contraddizione. C'è questa contraddizione che in letteratura si chiama paradosso nordico. In realtà gli studi hanno dimostrato che c'è una maggior capacità di conoscere e riconoscere le fenomenologie violente e una minore accettazione. Vi ricordate quello che vi ho detto prima, Istat, che diceva: ti è capitata di essere picchiata? No. Ti è capitato che tuo marito ti ha picchiato? Sì. Okay. Lì la tolleranza rispetto a questi tipi di correnti è più bassa e quindi il tasso di violenza è apparentemente più alto. È ancora difficile per la ricerca nazionale e internazionale fare questo tipo di comparazioni. Vi dirò un'altra cosa: spesso si dice ormai di violenza si parla tanto, si parla troppo e i governi hanno attenzione solo per questo tema e non per altri problemi che pure sono gravi. Vi ho mostrato la rilevazione di Istat del 2014, vi ho nominato quella del 2025. Per legge dovremmo farla ogni 3 anni, ma se fate 2025 meno 2014 capite che non l'abbiamo fatta ogni 3 anni questa rilevazione qua. Io vengo da un ente, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è stato fondato perché le politiche si basassero sui dati e non sulla fantasia personale. Il fatto che noi non abbiamo dati certi su questo fenomeno è un problema anche politico, perché che tipo di intervento puoi fare se non hai dati aggiornati? Certo. Queste slide qua mi aiutano a raccontarvi perché, secondo me, utilizzare un approccio di genere è sensato nella ricerca e nell'intervento rispetto a questo tema. Prima vi ho parlato del medico statunitense che aveva cercato i 127 fattori. Durante la pandemia, che tutti ricorderemo, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha scoperto che all'interno degli ospedali e dei punti di salute si assisteva nel periodo di crisi a un aumento, a una ritradizionalizzazione dei ruoli di genere. Vuol dire che tutti quelli che prendevano le decisioni erano uomini e tutte quelle che le dovevano eseguire erano donne, ma anche a un insieme di discriminazioni, di molestie e di stigmatizzazioni. C'è una crisi, la condizione delle donne peggiora. Questo accade in tutte le guerre, accade in diverse situazioni di stress. Parallelamente all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, anche il Parlamento Europeo commissiona uno studio. Da questo studio, che è una meta-analisi, in pratica mettono insieme studi fatti in tante parti del mondo in diversi periodi, e scopre che in tutti i momenti di crisi c'è una correlazione tra il momento di crisi e la violenza contro le donne. E in queste cose di crisi mi fa ridere perché mette la recessione economica del 2008, la pandemia di Ebola, i disastri ambientali, ma anche i tornei di calcio che
per una che di calcio non si importa neanche per un po', non riesce proprio a capire perché il calcio possa essere un momento traumatico. Vedo che le donne annuiscono e gli uomini dicono: ma cosa sta dicendo questa? È evidente che il calcio è un momento di stress. Ad ogni modo, in queste situazioni in cui c'è uno stress si rischia di registrare un aumento di violenza. L'approccio di genere mi aiuta a capire perché questo avviene. Io, come il medico di prima non capiva quali erano i fattori scatenanti, e mi rifaccio all'assessore di prima, è perché le cause di questo fenomeno sono nelle diseguaglianze, nella struttura sociale che permette di pensare come comprensibile agire un comportamento violento nei confronti della propria compagna. Questa è ancora una cosa un po' teorica su cui salto, invece vi faccio un altro esempio, che di solito gli esempi piacciono di più. La pratica femminista e gli studi femministi ti insegnano a partire da te, no? Dalla tua esperienza. E questo che vedete qua è un grafico che mostra le carriere di uomini e donne all'interno della ricerca scientifica. Secondo me è molto interessante perché vediamo che donne e uomini sono più o meno uguali. Allora, li vediamo per genere e per anno. Abbiamo le righette viola che si riferiscono alle donne e le righette gialle che si riferiscono, gialle o arancioni, che si riferiscono agli uomini. E abbiamo due periodi storici, il 2005 e il 2017, quindi prima della crisi economica e in teoria quando la crisi economica è normalizzata perché è risolta. Non mi sento di essere sicura di questo. E vedete una cosa interessante: fino alla laurea le posizioni sono molto simili, sì. Fino al dottorato c'è un bilanciamento nei ruoli di genere che arriva anche nella prima fase di lavoro precario. Quando il lavoro smette di essere precario abbiamo una biforcazione netta, per cui abbiamo una serie di posizioni occupate dagli uomini che si biforca, la forbice si biforca sempre di più, come dire, riproducendo una specifica struttura sociale in cui chi nasce in un corpo maschile ha più possibilità di avere accesso ad alcuni tipi di risorse. Questo lo dico perché sappiamo che le studentesse si laureano prima e tendenzialmente con risultati migliori in termini di voti rispetto ai colleghi uomini. A questo punto di solito qualcuno alza la mano e mi dice: ok, è più o meno mezz'ora che blatteri sulla violenza maschile contro le donne, ma che ne diciamo del fatto che anche le donne possono essere cattive e che anche le donne possono fare violenza nei confronti degli uomini? E io dico, beh, meno male, abbiamo finalmente lasciato quell'immaginario ottocentesco delle donne sante o prostitute, perché puttane non si può dire dentro una scuola. Così vedo se siete svegli, se no mi annoio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, secondo me, l'approccio di genere o questo modo di leggere la violenza a partire dalle diseguaglianze socioculturali all'interno di una società non prevede che ci siano da un lato degli uomini cattivi, animali aggressori, e dall'altra parte delle donne vittime, deboli e impossibili e che non hanno nessuna possibilità per uscire dalla loro condizione di vittima. Sia gli uomini che le donne possono agire violenza, ma possiamo sapere che ci sono delle differenze.
studi internazionali condotti più o meno, questo dibattito ha attraversato la ricerca scientifica più o meno a livello internazionale dal 90 al 2015 e ha portato a dimostrare che la violenza agita dalle donne nei confronti degli uomini e viceversa è differente per quantità, qualità e letalità, ossia i casi di violenza agiti dalle donne nei confronti degli uomini sono meno gravi e hanno dei comportamenti specifici. Di più, spesso la violenza agita dalle donne è una violenza di tipo reattivo, cioè è una violenza per difesa o anche perché a un certo punto non sopporti più quel tipo di situazione. L'altra cosa che ci permette di vedere un approccio basato sul genere rispetto a un approccio neutrale è che la violenza è diversa dal conflitto. Questo lo riesco a spiegare a partire da un esempio esterno. Se voi pensate a una società democratica, tipo l'Italia, il mese scorso ci sono state le manifestazioni contro il genocidio di Gaza, le strade erano piene di persone, ok? Direi che il 99% di quelle persone hanno manifestato il loro pensiero in maniera assolutamente libera e senza nessun tipo di conseguenza nella loro esperienza. In una dittatura questo non avverrebbe, giusto? Nelle dittature non ci sono conflitti sociali espressi, non ci sono manifestazioni di piazza, non c'è, come dire, l'essenza della dittatura è il fatto di non poter esprimere un conflitto. Così avviene nel caso della violenza di genere. C'è un'asimmetria, c'è una diseguaglianza, non è una semplice litigata che è peggiorata e a un certo punto è successo qualcosa, è una dinamica che avviene in una coppia in cui c'è una persona, che di solito è un uomo, che ha la possibilità di agire violenza contro una persona che di solito è una donna, che quella possibilità lì non ce l'ha. Di tutta questa slide molto densa vi invito a concentrarvi sul riquadrino in basso a destra. Come vi ho raccontato prima, la violenza maschile contro le donne è passata dall'essere un oggetto, dicono in letteratura, di disattenzione selettiva, cioè non ci facevamo caso neanche quando la vedevamo, a un tema ad alta priorità sociale. Questo a settimana, questo mese è pieno di eventi sulla violenza maschile contro le donne. Non è che prima non ci fosse, prima non la vedevamo. Se voi leggete, se qualcuno di voi ha fatto latino o greco alle superiori e se ne ricorda, ha sicuramente tradotto una versione in cui si parlava di violenza, o se qualcuno di voi è andato al catechismo, di sicuro si ricorda un episodio in cui una donna veniva lapidata, per esempio, e questo c'è in tutti i libri sacri, ma non era un tema di cui fosse interessante parlarne. Nel corso di questi 50 anni abbiamo capito che sì, è rilevante parlarne. Questo però non sempre è riconosciuto. La citazione che vedete in basso a destra, o sinistra per voi, vabbè, quella là col riquadretto intorno, ho delle difficoltà fra la destra e la sinistra, è la citazione da un libro di un magistrato che si chiama Fabio Roia, lavora a Milano e nel Tribunale di Milano ha aperto una sezione specifica sul tema della violenza. E lui dice, lui da magistrato, quindi da una persona che ha una posizione ben riconosciuta, e dice è molto difficile farsi credere, farsi riconoscere questo reato quando anche in tribunale, perché se tu vai a denunciare un qualsiasi reato, se voi domani vi rubano il portafoglio
e andate dai carabinieri e dite mi hanno rubato il portafoglio, non è che ti chiedono ma sei sicuro che ti hanno rubato il portafoglio? Cioè non lo dicono. Se voi andate a dire mi sta succedendo questo, poi magari a Vittorio Veneto mi auguro le forze dell'ordine negli ultimi 20 anni hanno fatto un sacco di formazione, quindi è facile che troviate qualcuno forse di accogliente, ma in molti luoghi se vai a provare a denunciare una violenza dicono signora ma è proprio sicura, ma magari ha capito male, o se dite ho trovato uno sul treno che fa così e cosà, dicono ma forse hai capito male, non voleva. Se provate a parlare all'interno dei luoghi di lavoro di qualcosa che il capo fa o non fa, forse vi dicono ma ci pensi bene perché magari ha capito male. Si tende a sminuire. Si tende a sminuire o a normalizzare o a non credere alle parole delle donne. Alcuni comportamenti sono più accettabili di altri. Un lavoro interessante che ha fatto Istat qualche anno fa è stato cercare di misurare l'accettabilità di alcuni comportamenti e vedete che ad esempio per tutte le fasce d'età la violenza fisica in particolare è diventata piuttosto inaccettabile. Per esempio per quasi tutti quante le fasce d'età è inaccettabile che un ragazzo schiaffeggi la propria fidanzata. Ma questo non vale per tutte le forme di violenza. Le società si evolvono, così si evolvono anche le forme di violenza. E per esempio, in particolare nella fascia d'età 18-29, quelli che vorremmo più sensibili al tema, risulta relativamente accettabile, più o meno un ragazzo e una ragazza su 5 ritengono accettabili che il partner controlli il telefono o il cellulare della ragazza. Noi su questo abbiamo fatto una ricerca con l'Università di Bologna e l'Università del Salento e abbiamo rilevato che è ancora più accettabile nelle fasce d'età minori. La nostra ricerca era con ragazzi e ragazze tra i 13 e i 23 anni e prima dei 20 anni questa accettabilità del controllo negli spazi social è abbastanza più alta e questo viene confermato anche da un altro studio fatto nel 2024 tra le persone tra i 14 e i 19 anni. Qua però vediamo che ci sono delle differenze tra i comportamenti o le opinioni delle ragazze e dei ragazzi. Nella nostra ricerca abbiamo scoperto che sì, sia le ragazze che i ragazzi controllano il partner, lo fanno in maniera diversa. Le ragazze lo fanno quando lui per esempio fa la doccia, i ragazzi dicono dammi il telefono che guardo con chi hai chattato. Questo cosa ci dice? Ci dice che anche nelle fasce più giovani rimane una differenza nei comportamenti ammissibili o meno. Ora ti chiederei, siccome io l'ho detto anche a loro prima che tendo a parlare, le chiederei quanto tempo mi manca così decido cosa raccontarvi. 15 minuti. Cosa, no? Bene, allora salto violenza e tecnologie, salto anche amore e magari ne torniamo a parlare dopo, se vi interessa mi fate delle domande per arrivare a raccontarvi qualcosa sull'ultimo pezzetto, l'ultima delle mie parole chiave che è contrastare, cioè cosa viene fatto a livello nazionale e locale per sostenere in particolare le donne in situazioni di violenza. Questi sono i dati a cui facevo riferimento prima quando vi parlavo delle campagne del 25 novembre e della necessità di sviluppare degli anticorpi e delle competenze che ci permettano di
sostenere le donne e le ragazze in percorsi di fuoriuscita dalla violenza o anche che vogliano un aiuto in questo senso. Noi stiamo assistendo a un cambiamento sociale enorme. Se voi guardate i dati del 2006 e del 2014, vedete che nel 2006 una donna su 3 non aveva parlato con nessuno della violenza di cui era stata vittima, se non con la rilevatrice di Istat che l'aveva intervistata. Questo dato è diventata una donna su 4 nel 2014, quindi è calato il numero di chi non ne ha parlato mai, ma è calato in maniera sensibile, 10 punti percentuali in 8 anni è davvero indice di un cambiamento sociale consistente. In questi anni le donne siamo diventate più sicure e consapevoli rispetto a che quei comportamenti lì non ci devono stare e non vanno bene e non li vogliamo. E questa è un'altra buona notizia. Se guardate i dati tra il 2014 e il 2025, e probabilmente la Presidente del Centro Antiviolenza li potrà confermare, abbiamo visto che è raddoppiato il numero delle donne che hanno deciso di rivolgersi a un centro antiviolenza. Questo vuol dire che è aumentato il numero delle donne e così come tra il 2006 e il 2014 era aumentato sensibilmente il numero delle denunce. Quindi vuol dire che le donne non solo hanno saputo dire che quel comportamento lì che loro vivono non gli va bene e hanno cercato aiuto, ma hanno cercato anche l'aiuto delle istituzioni. Quindi smettiamo di vedere cosa le donne devono o non devono fare e vediamo cosa la società deve fare per sostenerle, perché adesso ho un dato che è meno positivo. La Commissione Femminicidio nel 21 ha pubblicato uno studio sui femminicidi i cui processi si sono conclusi tra il 17 e il 18 e ha scelto di lavorare sui processi conclusi per dissipare qualsiasi tipo di ambiguità. Lì c'è stato un femminicidio, c'è stato un processo e il processo ha stabilito che quello è l'assassino e che quella è la vittima. E lì c'è un dato che quando io l'ho letto ho chiamato le persone che avevano compilato la relazione e ho detto forse avete sbagliato, perché il 15% di quelle donne avevano denunciato. Qua vedete che era l'11%, quindi erano di più quelle donne in proporzione, sì. Però tra la prima denuncia e l'uccisione passano in media 2 anni e 4 mesi. In media vuol dire che una aveva denunciato il giorno prima e un'altra probabilmente aveva denunciato 10 anni prima. In quei 2 anni e 4 mesi noi, come enti pubblici, come enti del privato sociale, come vicini di casa, come preti, come suore, come chiunque, non abbiamo fatto niente, perché nel momento in cui una donna denuncia parte una baracca per cui diventa difficile mantenere quell'episodio lì davvero riservato. Qualcuno lo sa e non sempre è possibile fare qualcosa, ma in quel caso non abbiamo fatto abbastanza e per questo dico che il contrasto alla violenza maschile contro le donne è una questione pubblica. Quindi quel numero può far capire che denunciare fa ancora più paura in alcune circostanze, quindi si rischia quasi di preferire il silenzio? Allora, abbiamo fatto recentemente, grazie, questa è una domanda secondo me molto importante. La fase successiva a una denuncia è effettivamente una fase critica, per cui devono essere come dire, allertati tutti quelli che possono intervenire su questo tema. Quest'anno abbiamo fatto una ricerca con donne in centri antiviolenza in case di rifugio e da cui è emerso che per quasi tutte queste donne la questione della denuncia non è una priorità.
o meglio, la denuncia serve per sperare magari che qualcuno intervenga nella situazione e faccia cambiare il comportamento al partner. Alcune sperano che lui venga messo in prigione e buttino via la chiave, alcune invece non hanno nessun interesse in questo senso, però le donne che abbiamo intervistato noi tendenzialmente dicevano: la mia priorità è uscire da questa situazione, magari trovare un lavoro e una casa, la denuncia è magari una cosa che mi serve perché così le persone con cui sono in relazione in questo percorso di fuoriuscita credono che io voglio veramente togliermi dalla situazione, però non è tendenzialmente, mi viene da dire che non è una priorità per, almeno stando a questi primi risultati delle nostre interviste. Di sicuro è un momento molto particolare e molto rischioso. Mi viene anche da dire però che le donne che noi che abbiamo intervistato, alcune avessero paura di rivolgersi alle forze dell'ordine, altre semplicemente non lo ritenevano prioritario perché la loro priorità era arrivare con i bambini in un'altra casa, magari sperare che fosse lui a lasciare la casa e poter continuare con le loro vite, mentre degli aspetti, come dire, legali e penali della faccenda erano leggermente meno interessate. Allora, queste slide, poi se qualcuno vuole gliele mando, fanno una sintesi estrema di come si sono evolute le politiche pubbliche in Italia nel contrastare la violenza maschile contro le donne e nel sostenere i percorsi di fuoriuscita. Vedete che sono delle esperienze, delle politiche che nascono prima a livello locale e poi o regionale e poi a livello nazionale. Ed europeo? E prima a livello locale, europeo e sovranazionale, poi regionale e nazionale per ultimo, almeno stando al nostro paese. Il grosso impulso nel nostro paese, il nostro paese inizia a intervenire su questo tema nel 96 con la legge sulla violenza sessuale, ma possiamo dire che fino al 2013 ha esclusivamente un approccio di tipo penalistico punitivo. La priorità è aumentare le pene. Dal 2013, con la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, inizia a investire anche in maniera più consistente sul sostegno ai percorsi delle donne e sull'educazione. Questo dura una decina d'anni, più o meno, ma nel 2019 comincia a ritornare a un approccio di tipo punitivo, che è anche più economico, è molto meno costoso introdurre una nuova fattispecie di reato rispetto al finanziare i centri antiviolenza, finanziare i programmi di educazione sessuaffettiva nella scuola, formare tutti gli operatori e le operatrici dei servizi pubblici e del privato sociale per riconoscere la violenza e accompagnare le donne. I cambiamenti di tipo, questo lo dicono le giuriste, le colleghe giuriste, dicono di solito non costa tanto cambiare la legge penale, è un cambiamento a costo zero o poco più. E lì lo vedete nel quarto punto. Continua a mancarci una legge organica, cioè una legge che cerca di fare una collezione di tutti gli interventi che lo Stato fa rispetto a questo tema. Prego, poi. Quando guardiamo alle politiche antiviolenza, noi abbiamo utilizzato la metafora del multiverso per restituire la complessità del numero di attori che sono coinvolti in questo percorso
e la molteplicità di ambiti in cui sono attivi. Per contrastare la violenza e prevenire e sostenere i percorsi delle donne occorrono interventi che sono sul piano sanitario, sul piano della sicurezza, sul piano delle scuole, sono coinvolti i servizi sociali e più in generale bisogna agire nella prevenzione, nel sostegno e anche nell'aspetto punitivo. I personaggi principali di questo sistema per tantissimo tempo in maniera esclusiva e adesso invece anche in rete con altri attori sono stati i centri antiviolenza. Nel 90 erano 21, ora sono oltre 350. Dialogano tra loro su tutto il territorio nazionale? Allora, dipende. Più o meno un centinaio sono raggruppati in una rete che si chiama DIRE, Donne in Rete contro la Violenza, Donne in Rete. Altri sono coniugati in altri tipi di rete, Telefono Rosa, Pangea, Differenza Donna. A livello veneto direi che c'è una connessione altalenante a seconda dei territori. Ci sono delle collaborazioni più strette e magari legate al tema del rifugio, delle case rifugio, mentre rispetto ad altri tipi di interventi o rispetto all'attività di prevenzione o al lavoro politico, lì le cose ballano un po' di più. A seconda anche, tenete conto che come c'è scritto là, l'85% è gestito da associazioni del privato sociale, a volte in collaborazione con l'ente locale, a volte no, e chi lavora in un centro antiviolenza sa che il lavoro da fare è molto e che solo una parte delle ore impiegate in quel lavoro viene retribuito, cioè il tasso di volontariato è altissimo e quindi anche il tempo per le relazioni tra centri antiviolenza necessitano di tempo e energie, a volte le cose vanno meglio, a volte le cose vanno peggio. Professoressa, chiedo scusa, ma quando ci sono questi casi di violenza in famiglia, intervenire prima ancora della denuncia a tentativi di terapia di coppia, provare in qualche modo... Mediazione familiare è proprio vietata, però dalla Convenzione di Istanbul, perché ci ricordiamo prima, la violenza non è conflitto. La mediazione familiare, la terapia di coppia può servire in un caso di conflitto, quindi quando c'è una parità. Okay. Quando c'è una disparità, una simmetria, una situazione di violenza, la mediazione familiare rischia di fare più danni rispetto a quello che c'è. Però, e qua immagino che le operatrici del centro antiviolenza potrebbero spiegarlo meglio di me, la violenza non è da 0 a 100. Almeno nelle relazioni, magari ora subdola. Abbiamo degli studi sugli adolescenti e le persone giovani su cui non entro perché dobbiamo studiare ancora un po' di più prima di dire qualcosa, però all'interno di una dinamica familiare non hai un picco improvviso, hai un montare, un'escalation, poi c'è un modello abbastanza conosciuto dalle psicologhe che si chiama il circolo della violenza, no? In cui peggiora, c'è il picco e la cosiddetta luna di miele in cui torna con i fiori e i cioccolatini e si scusa. Quindi è possibile intervenire prima che la situazione diventi però un loop grave. Che ricomincia. Di solito è un loop che ricomincia e per questo bisogna lavorare ancora trasversalmente alle generazioni sull'educazione, anche per far conoscere che difficilmente le situazioni migliorano. L'assessore al microfono, e quindi possiamo dargli la parola. Sì, volevo un po' rompere il ghiaccio anche, insomma, portando due riflessioni. La prima è quando
quando parlava dei tassi di denuncia, no? Mi pare di ricordare che il 10% delle donne riportano che hanno subito violenza, riportano di aver denunciato, e poi nella slide successiva il 15% delle donne vittime di femminicidio aveva riportato violenza. Io credo che la forbice tra il 10 e il 15 sia molto bassa, cioè, se ho letto bene, ho capito bene, non c'è molta differenza fra la popolazione totale di donne che denunciano e le vittime di femminicidio che avevano denunciato. No, però il 10% è, cioè la base, date diversi, i femminicidi del 17 e 18 sono 160, cui giudizi, il processo era finito. E mentre l'altra base dati era, mi pare, 10.000 donne, una roba Sì, così. ok, quindi non è un campione. No. Ok, questo sarebbe È un universo, visto No, che sono certo, tutte. sarebbe interessante, perché se fosse quello il dato, ecco, vorrebbe dire denunciate in realtà, perché cioè una volta che ti senti di denunciare non sei molto diversa da chi poi concretamente finisce per essere ammazzata. Ecco, questa è un po' la riflessione che stavo facendo. Poi, però, insomma, magari è un po' campata per aria. Ma l'altra cosa che volevo chiedere, e mi rendo conto che è una domanda fastidiosa, perché stiamo parlando di donne, abbiamo messo al centro le donne giustamente come vittime. E negli ultimi anni si vede anche a livello politico, di scelte politiche, proprio a livello giovanile, una differenza che non si era mai vista prima, cioè di orientamenti di voto e di valori fra giovani uomini e giovani donne. Ok? Segno che queste questioni sono al centro del dibattito e polarizzano anche le attitudini, il che implica che si rischia davvero di avere una generazione di uomini che si polarizzano su questo tema, ovviamente nei confronti di una certa difesa di determinati valori. Quindi ovviamente la risposta non è non poniamo al centro questa cosa perché si polarizza, però è un tema, quello sì mi pongo anche come chi fa politica, di come costruire consenso attorno a questi valori che dobbiamo fare nostri, quando nel breve termine quantomeno si rischia davvero di creare delle reazioni che spingono certe fasce ad essere ancora più vicine a comportamenti violenti, o comunque a sposare, a difendere, a mantenere e a vedere come giuste determinate disuguaglianze. Per cui quello che chiedo è come fare, okay, per evitare questo contraccolpo e per cercare di dare, una diffusione di questi valori che riesca ad essere, mi passi il termine, attrattiva anche per queste fasce della popolazione maschile e giovanile. Allora, la domanda è complicata e il titolo di questo convegno un pochino ci aiuta. A me viene però da dire anche mostrare un'altra complessità delle nuove generazioni, chiamiamole così, nel senso che le persone tra i 10 e i 25 anni sono anche quelle in cui il genere viene più spesso sfilato. Cioè noi adesso abbiamo una parte di quella stessa generazione lì che per esempio si definisce fluida. Okay? Abbiamo tutto un tema di ragazzini che faticano a riconoscersi nella gabbia del genere come noi l'avevamo portata. Portano una serie di bisogni, anche rischiando nei confronti delle famiglie, delle scuole e della società. Uno dei grandi temi, per esempio per i centri antiviolenza di cui parlavamo un attimo fa, è come sostenere chi vive una relazione violenta all'interno di una coppia dello stesso sesso o le persone transgender. Le persone transgender possono trovare sostegno in centri antiviolenza? Quali? Come? C'è formazione su questo? Io dal mio punto di vista il dibattito di questo mese mi sta portando ancora a interrogarmi, ma a essere ancora più convinta che l'unica soluzione che abbiamo
è attraverso momenti come questi di scambio, di confronto e l'educazione. Non possiamo immaginare che questi problemi, queste questioni, questa modalità di interrogarci su come ci relazioniamo sia gestita solo e esclusivamente dagli adolescenti e dalle adolescenti tra di loro o nel privato delle famiglie. Io credo che le scuole, gli enti sportivi, le occasioni aggregative, i comuni abbiano il dovere di mettere queste questioni al centro del loro pensiero educativo nei confronti delle generazioni più giovani, perché altrimenti vuol dire che stiamo tornando alla delega al privato di questa risoluzione e per me non è ammissibile, anche perché io lavoro sulla violenza, ho 2 bambini di 7, un bambino e una bambina di 7 e 9 anni. Io so parlare con le persone adulte, ma non so, posso svolgere il mio ruolo educativo di madre nei loro confronti, ma non ho gli strumenti per... cenavo prima, una mia amica mi fa: domani la mia maestra fa vedere questo video in classe sulla violenza, un video molto esplicito, cosa ne pensi in una terza elementare? E io ho detto: guarda, io vi posso indicare le colleghe che lavorano su questo tema, ma io non ho gli strumenti per spiegare a una classe di questa generazione come si lavora o come si ragiona in questo tema. Ma le insegnanti, o oggi avete parlato con delle esperte, con le educatrici del centro antiviolenza, ma anche con una ricercatrice stamattina, ci sono libri e libri per parlare, per discutere. Questo non significa dire a un ragazzino tu devi essere così o tu devi comportarti così, ma serve per mettere in circolo gli strumenti educativi che abbiamo. Poi, se nelle nostre case condividiamo il lavoro di cura, quindi io stasera sono qua a parlare con voi e il mio compagno mette a letto i bambini, non credo che a loro farà male. Come se ogni tanto la nostra cucina non è tutta bella pulita perché il nostro partner o la nostra partner ha riordinato a lei, forse i bambini imparano molto di più di quello che noi possiamo passare loro a parole. Però io credo che se il pubblico rinuncia al ruolo educativo che ha nei confronti delle persone piccole, ritorniamo all'idea che i figli siano una proprietà e i figli sono proprietà di loro stessi, non sono dei genitori. Questa è la mia personale opinione. È stato un intervento, il suo, veramente coinvolgente, ha toccato un argomento importante che ha un notevole peso sociale, perché la violenza di genere non è un fatto individuale, ma è proprio un fenomeno sociale. E per smontare questi meccanismi ci vuole appunto conoscenza, informazione, dati, numeri. Ecco, questo approccio scientifico ci è piaciuto molto, ma prima di salutarci vorrei che tornassimo un po' alla quotidianità. Entriamo quindi nelle case di tutti, dove c'è questa violenza, dove ci sono queste donne che ci stanno ascoltando e vorrebbero anche trovare il coraggio di comporlo quel numero di un centro antiviolenza, l'1522. E non lo fanno, magari mentre alzano la cornetta, ecco, sono titubanti, pensano che sia meglio riporla e riprovare, impegnandosi, perché probabilmente quello che accade è che una donna che subisce la violenza è che si sente anche in colpa di ciò che non ha fatto, si sente in colpa, si sente che è lei la causa. Allora io vorrei lanciare un messaggio di fiducia e di speranza. Le istituzioni ci sono, i centri antiviolenza ci sono, ma è giusto stare lì e subire? I centri antiviolenza ci hanno insegnato che una risoluzione e una soluzione c'è, andando a chiederle. Ognuna sa quando è
il momento giusto e lo definisce per se stessa, in base alla propria esperienza. Quello che mi sento di dire è che rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, 100 anni fa, ci sono molte più opportunità, ci sono i centri antiviolenza, c'è il 1522, c'è tutta una rete di sostegno in cui è possibile trovare la soluzione o meglio, essere accompagnate a trovare la propria soluzione rispetto a questo fenomeno, con i tempi e i bisogni e i desideri che ognuna sa definire per se stessa. Grazie. A lei. Concludiamo così questo ricco incontro, il terzo della seconda giornata dedicata a Educhiamoci, di questa straordinaria quinta edizione. Da Vittorio Veneto possiamo dire che è tutto, domani ricominciamo con questa grande kermesse e gli argomenti saranno tutti incentrati su individualità, quindi come trovare la forza per guarire, per ritrovarsi, per curarsi, ecco, quando il benessere psicologico può essere per noi la strada maestra per non perderci. Grazie, educhiamoci.